Ritorniamo a Mario. Successivamente, dopo che vi ho parlato di generale Diaz e di Vittorio Emanuele III, pensate che Mario fu convocato da Alcide De Gasperi, pensate. Lo chiamò a Roma e gli chiese di scrivere un inno per la democrazia cristiana. Sapete quale fu la risposta di Mario? Perché De Gasperi dice: tu scrivi questa canzone, questo inno per la democrazia, io ti appoggerò, ti favorirò per farla diventare un inno nazionale. E Mario, con la sua simpatia, dice: no, mio caro onorevole, io le canzoni non le scrivo su commissione, io le scrivo con il cuore, con la spontaneità, senza commissione. Intanto poi che successe? Che Alcide De Gasperi appoggiò l'inno di Mameli che abbiamo tuttora in Italia, però lui ebbe quella presunzione a dire: io non ve la scrivo perché un napolitano vero scrive con il cuore, e questo è una cosa che abbiamo sempre constatato. Allora, nel 1944, vi racconto una storiella che sicuramente molti di voi sapranno, quasi tutti. Avvenne un fatto strano presso l'ospedale Loreto Mare a Napoli. Una donna diede alla luce un bellissimo bambino, ma ahimè, sto bambino era colorato, ma un bellissimo bimbo. Naturalmente l'aveva avuto con un rapporto occasionale con un soldato americano durante l'occupazione. All'epoca il direttore amministrativo di quell'ospedale era il maestro Edoardo Nicolardi, che a sua volta era consuocero con Mario. Sicché il maestro Nicolardi andò in questa sala dove è successo un putiferio, perché tutti quanti allarmati: è nata una creatura nera a Napoli, come mai? E la cosa fu accettata naturalmente, però ci stava tutto questo putiferio al reparto maternità. La sera il maestro Nicolardi va a casa del consuocero e dice: Mario, Giovanni, come l'avete chiamato anche la sera, è successo questo fatto all'ospedale, perché non scrivimmo una bella canzone? E così fu fatto. Scrissero la canzone e ne è diventato un successo mondiale, che si cantava prima, si canta oggi e si canterà sempre. Si intitola, la sapete bene, Tammurriata Nera, la canzone che oggi la canta in questa sede l'artista attrice Pamela Paris. Prego. Io non capisco che vada, che succede, è che la casa vera non si crede, non si crede, non si crede, non si crede. È nata una creatura, è nata nera, chiamamo chiama gira, sì signore chiama gira, sì signore chiama gira. Se vota gira, se gira e vota, se cado chiama per Pontuone, cado chiama per Pocina, chi lo fa tendere nira con macche. Oh, conte e con mare, chi sta a fare? Sti casi non so rare, se ne verano a migliaia, se ne verano a migliaia. E vado basta su, una guardata, e la femmina è rimasta sotto a botta impressionata, sotto a botta impressionata. Se una guardata, se la pressione, se va trovando ma che è stato, che voglio buono dire, chi lo fa tenere nire con macchie. Oh, con ne con mare, chi sta a fare? Sti casi non so rare, se ne verano a migliaia. A tuo pastino grano cresce, riesce o non riesce, sempre grano che la cresce, sempre grano che la cresce. Me, dilla a mamma me, dilla pure a me,
conta, ho fatta come chiudo, cicciantone Peppo Cina, che l'ho fatta nera come che, vedi la mano